Lunedì, ma che processo lunedì? Da 34 anni il lunedì sera in TV vuol dire il processo di Biscardi e a partire da questo 25 novembre, con la ripresa del campionato di calcio dopo la sosta dovuta agli impegni della nazionale, il celeberrimo programma televisivo sbarca a Nord-Est attraverso le emittenti del gruppo T-Vision. Dunque ogni lunedì alle 21 su Antenna 3 e su Free in onda il talk show sportivo che mescola ospiti e vallette, opinioni e polemiche, proteste e pronostici. La trasmissione più longeva e più imitata, con il riepilogo e il commento dei risultati, secondo lo schema accusa, difesa, giudizio, che al termine del weekend pallonaro infiamma il pubblico dei tifosi. Buonasera, il campionato delle sorprese e degli arbitri erranti non si smentisce e alla 12ª giornata ne combina tutti i colori. Inconfondibile la cifra narrativa che caratterizza da oltre 3 decenni questo particolare modo di raccontare il calcio, dal leggendario Moviolone che ripropone all'infinito e rivisita nel dettaglio tutte le azioni, dubbie o contestate, alla tradizionale rubrica di calciomercato che svela segreti retroscena delle trattative in corso, il tutto con senso dell'ironia, tono di leggerezza, gusto per la provocazione, caratteristiche che potranno essere apprezzate anche dai telespettatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia, realtà a cui Aldo Biscardi dedica in esclusiva il suo pensiero sull'Udinese. Tocca a Pozzo decidere le sorti di Guidolin. Io dico che Guidolin forse ha stancato un po' e forse è il caso di riprendere il cammino di questa simpatica grande squadra friulana con un altro tecnico. In attesa di eventuali novità, il processo di Biscardi promette tante sorprese e prima o poi super ospite, secondo il mitico Aldo, potrebbe essere niente meno che Papa Francesco. Verrà anche al processo perché lui è uno sportivo. Non dimenticate che Papa Francesco è un papa tifoso e in Argentina ci sono 2 squadre, lui è la squadra opposta a Maradona. Maradona l'ha ospitato pur essendo lui dell'altra squadra. Ah, ma che processo con Biscardi il lunedì!